Come è stato organizzato l'evento e soprattutto che importanza ha? Allora, ci troviamo a Casette Rosse per celebrare la giornata del rifugiato 2019. Dopo un anno decidiamo di ritrovarci dandoci un nuovo appuntamento questa sera, vista l'importanza non solo storica ma anche umana che ci riunisce qua. Celebrare la giornata del rifugiato per noi significa ricordarci che tutti hanno uguali diritti e tutti hanno diritto a un luogo sicuro e a vivere in pace. La giornata di oggi è stata organizzata pensando a chi sono le persone che ci accompagnano tutti i giorni nell'accoglienza di queste persone, chiamiamole migranti, richiedenti asilo, ma sono persone, soprattutto esseri umani. I volti dell'accoglienza per noi sono diversi, non siamo solo noi gli addetti ai lavori, quindi il coordinatore, gli operatori, la mediazione al lavoro, ma di più ancora sono le persone che con noi ci aiutano. L'avvocato ad esempio, questa sera con noi c'è Antonella Cascione, l'avvocato che si occupa di diritti e di protezione internazionale, ma ancora un altro volto sono le aziende soprattutto del territorio. Ci troviamo a Sestri ma anche Chiavari e Rapallo ha puntato molto e ci ha aiutato, e quindi coloro che hanno deciso con coraggio di accogliere qualcuno dei nostri ragazzi e ragazze e spendere anche un posto di lavoro per loro, che sia di tirocinio formativo, di borsa lavoro. Tutto è stato importante perché l'accoglienza passa per quello, ma poi non di meno anche l'ambiente sportivo. Vero è che anche e soprattutto sui campi da calcio, da basket e di pallavolo è passato un pezzo di umanità per questi ragazzi. Tante associazioni, tanti enti in campo, quanto è importante comunque integrare le varie realtà di accoglienza sul territorio? Mi sento di dire che siamo un esempio di buone pratiche da questo punto di vista, perché numerose sono gli enti organizzatori. Villaggio del Ragazzo, Consorzio Agorà, Sentiero di Arianna, Consorzio Tassano, siamo un po' gli enti proponenti della giornata, ma non siamo soli, perché le associazioni del terzo settore presenti questa sera e che anche quelle non presenti ci danno supporto sono tantissime. Ne nomino solo alcune: passare per l'associazione Giulio Regeni, l'associazione Il Tè delle Donne del Mondo e tantissime altre. È molto importante perché anche per queste associazioni passa l'integrazione. Infatti spesso e volentieri sono proprio le associazioni del terzo settore che ci accolgono con momenti conviviali e di ritrovo. Di cosa parla il libro e di cosa parlerai durante l'incontro? Il libro parla appunto, come dice il titolo, delle ragazze di Via Rivoluzione. Le ragazze di Via Rivoluzione è un modo in cui sono state chiamate delle ragazze iraniane che alla fine del 2017 si sono tolte il velo, che in Iran è obbligatorio per tutti, anche per i turisti, anche per chiunque vada nel paese, e anche se è obbligatorio loro se lo sono tolte, lo hanno attaccato ad un bastone, lo hanno sventolato come una bandiera. E il velo era bianco e quindi questo sventolare una bandiera bianca
bianca, che normalmente sarebbe un simbolo di resa, è in realtà diventato un simbolo di battaglia, nel senso che queste ragazze hanno detto: noi siamo contrarie all'obbligo che ci è stato imposto dallo Stato di indossare questo indumento. In realtà il mio libro non parla soltanto di velo islamico, parla di battaglie anche all'interno della famiglia a volte, e anche nella società, e anche battaglie politiche in altri casi, che le donne stanno conducendo in 6 paesi di cui mi sono occupata come giornalista del Corriere della Sera. Da 13 anni lavoro alla redazione esteri, ho viaggiato in paesi come la Siria, l'Afghanistan, il Pakistan, l'Egitto, l'Iran, l'Arabia Saudita, e di questi paesi parlo in questo libro. Mi pare di capire che uno dei temi trainanti comunque è la libertà personale e il fatto di richiedere e di avere più libertà. Secondo te quanto questo tema comunque è trasportabile anche nella nostra realtà europea, occidentale, italiana? Sì, in alcuni casi lo è moltissimo. È vero che c'è una grande distanza tra noi, per esempio, e il Pakistan, però nel parlare di Pakistan il tema su cui mi sono concentrata è stato quello del diritto all'istruzione e del diritto al lavoro. Il diritto all'istruzione, di cui è diventata simbolo Malala Yousafzai, la ragazzina che ha vinto il premio Nobel per la pace, che io ho intervistato più volte per il mio giornale, è un diritto che sempre più le ragazze stanno conquistando, però il diritto al lavoro, cioè una volta sposata e una volta laureata, la possibilità di lavorare, è una cosa che ancora è molto difficile, perché comunque il ruolo della donna viene visto ancora come legato prevalentemente alla famiglia, cioè quella è la sua priorità, la priorità della donna. E in Pakistan però ci sono anche ragazze che vorrebbero maggiori diritti nella società, incluso quello di lavorare, e questa è anche una questione che è molto valida e molto, diciamo, attuale per un paese come, per esempio, come l'Italia. Molto spesso dal nostro punto di vista lontano occidentale si tende comunque a individuare i paesi islamici come i paesi in cui paradigmaticamente la donna viene comunque messa un gradino sotto e viene trattata probabilmente in maniera subalterna. Ma ci sono delle cose che noi come diciamo, rapporto con la donna dovremmo imparare dal Pakistan o comunque dai paesi musulmani? Sì, è vero che c'è questo atteggiamento, è vero che a volte è proprio così, ci sono leggi che comunque subordinano le donne rispetto agli uomini, ma non significa che tutti abbiano questa mentalità, e non significa che in tutti i paesi e in tutte le realtà la situazione sia la stessa. Ci sono paesi che obbligano, per esempio, le donne, parlavamo del velo, ma anche il valore della testimonianza di una donna è la metà di quello di un uomo, o il diritto all'eredità, il diritto alla custodia dei figli, sono tutti diritti che vengono limitati, per esempio in Iran o in Arabia Saudita, e questo lo si fa spesso nel nome dell'Islam. Le donne però che si oppongono a questo, è nel nome dell'Islam spesso, non sempre, che si oppongono, dichiarando che la lettura dell'Islam che tuttora si fa è una lettura veramente radicata nel passato e che bisognerebbe rivedere alla luce della modernità. Ci sono tanti modi per discutere dei paesi islamici, però la mia prospettiva è quella delle donne che ci vivono, che io ho potuto incontrare, che non sono, alcune sono famose, altre non lo sono, ma che comunque, partendo dalla loro vita, dalla loro realtà, costituiscono già un cambiamento rispetto alle loro società, un cambiamento che a volte non viene percepito da noi dall'esterno. In questo incontro comunque si è parlato di donne, di libertà delle donne, di libertà individuale. Sì, quello che ci sta a cuore nel nostro progetto così e comunque nel cammino di queste giovani è quello proprio che possano avere un futuro nella libertà, un futuro di decidere che cosa fare nel loro domani e quindi renderle sempre di più autonome in questo cammino della vita. A suo avviso da dove bisogna partire? Beh, sicuramente da quando arrivano dalla scuola, per renderle capaci di comunicare il minimo indispensabile con le persone. Scuola e inserimento nel lavoro, nella società, insomma, quello che abbiamo cercato di fare e continuiamo a fare è proprio questo, insistere su questo inserimento culturale e lavorativo. Secondo lei in Italia, proprio dal punto di vista culturale, dov'è che siamo più indietro? Ma credo, rispetto a loro, credo sia proprio questo, cioè l'importanza di frequentare corsi, di dare loro la possibilità di imparare la lingua è la cosa primaria, e forse è quello che manca in tanti centri, è proprio questo, ecco, la scuola.
Andrea, auguri. Ringrazio e sono felice di aver raggiunto questo estremo limite di età. 100 anni sono non pochi e ne sono orgoglioso, con l'augurio speciale che a tutti possano raggiungere questa meta ambita da tanti. Oggi è una bella festa in mezzo a tutti i familiari. Direi, oh che bella festa, molto bella, veramente. Ma cosa mi racconta di questi 100 anni? 100 anni sono quasi un sogno che non avrei mai immaginato di raggiungere, questo bellissimo traguardo, credo anche invidiato da molti, è vero? Sì, da tutti. C'è qualcosa di più bello che si ricorda? Sì, c'è, ma non voglio dirlo. Qua abbiamo qualcuno importante che è stato. C'è la moglie che è molto importante e delle volte mi fa piangere, da ridere. Piangere da ridere? Mi vengono le lacrime agli occhi perché mi fa ridere, ma ridere tanto, tanto. Specialmente se la guardo. E la Gemma cosa dice? Che è sempre stato un gran buon marito, un buon padre, e abbiamo avuto 2 figli meravigliosi che si sono sposati con delle brave ragazze e che ci hanno dato 2 bellissime nipoti. Allora vogliamo dire i nomi delle nipoti e delle mogli. Intanto Piero e Sergio sono i ragazzi. Sì. E le mogli, una si chiama Giorgia e l'altra Cinzia. E la Giorgia è la mamma, è la moglie di Piero e la mamma della Michela. E invece Sergio è la moglie di Cinzia ed ha fatto quella bella ragazza là che si chiama anche lei Chiara. E siamo felici di essere ancora tutti uniti e speriamo di poter ancora continuare. Ora questa festa ci ha fatto tanta gioia perché abbiamo tutto in giro i parenti più cari e gli amici più cari. Ha detto bene? Sì, ha detto benissimo. A proposito di Chiara, io penso che sia il magistrato più giovane d'Italia, proprio in questi giorni. Va bene, è proprio una notizia di oggi, di questi giorni, di 2 giorni fa. Allora, però Andrea, oltre a festeggiare i 100 anni, avete festeggiato quest'anno anche 62 anni di matrimonio, se dico bene. E come si fa ad andare d'accordo così per tanti anni? Ma direi che ho chiuso gli occhi e ho sognato. Lei che è la persona un po' seria, il marito dice che ha chiuso gli occhi e ha sognato, lei cosa dice? No, è stato un buon marito, ci siamo voluti bene, non ci siamo mai, cioè ci siamo bisticciati un po' come tutte le famiglie, però siamo sempre andati d'accordo. Guardi, io non rimpiango un giorno di averlo conosciuto.
Eccoli. Insomma, non ha sempre sognato però in questi 62 anni. Guardi là. È vero o no? Direi di sì. Direi di sì. Sono felice perché ho avuto tante soddisfazioni da mia moglie, in modo particolare nel darmi il gelato, nel darmi... E di lavoro cosa ha fatto Io nella vita? ero propagandista medico scientifico, facevo per una casa farmaceutica, l'Alfa, facevo la propaganda medica presso i medici. E invece di passione oltre al lavoro cosa gli piaceva? Di piacere. Ma so che Telepace la segue, no? Sì, Telepace. Faccia un po' un saluto a Telepace. Ciao Telepace. Stammi bene. Stammi bene. La segue sempre? Sempre. La sogno di giorno, di notte. Ma mi dicono che era un bravo cuoco, è un bravo cuoco. Chi? Lei? Oh, quando faceva carne sa ciapa. Anche. Il pollo, sì. Coniglio non parliamone. Vabbè, facciamo una cosa. Diciamo un augurio a tutte le coppie giovani che prendono esempio dai vostri tanti anni di matrimonio. La Gemma, cosa diciamo ai giovani? Ai giovani dico: continuate a volervi bene dal giorno in cui vi siete conosciuti e che duri tanto la vita come noi, uniti sempre. E Andrea cosa dice? Direi altrettanto quanto ha detto la Gemma, però sono abbastanza emozionato per aver giunto questa estrema età, ecco. No, qua bisogna andare avanti, Con la speranza, sono già felice di averla raggiunta e speriamo di poter tirare ancora un pochettino la corda. Sì. Allora, prima c'era un foglio che ha letto Andrea e ci sono state le due nipoti che hanno consegnato un ulivo. Andrea, è vero. È stata Andrea che ha consegnato 2 piantine. Dov'è questa lettera qua che la rileggiamo, va bene? Ecco, la rileggiamo. La facciamo rileggere. No, io adesso basta. Basta? Sono stufo, La leggo io ma non conta. No, dai, proviamo. No, basta. La leggiamo insieme, dai, che è bella. Dono, sì, ma non vedo. La leggiamo insieme. Dono Questo olivo alle mie care nipoti Michela e Chiara, come simbolo di pace e prosperità. Col tempo avrete sempre un bel ricordo del vostro nonno Andrea. Un ringraziamento ai miei figli e nuore, alla mia amata Gemma. Birichino. A tutti Questi voti, a tutti quanti voi, a voi, parenti e amici, per aver reso questo evento davvero speciale. Vi porto sempre nel mio cuore Andrea. Facciamo un applauso, dai. Scorci di vita all'intramontabile Andrea, 100 anni e non sentirli. Quel giorno memorabile tutti aspettavano il tuo arrivo.
Anche se i tempi erano un po' duri, il tuo primo vagito diede gioia e letizia a tutto il paese di Sant'Andrea di Rovereto. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Quanti cambiamenti mentre tu crescevi birichino. Poi la scuola, gli innamoramenti, il battere forte del tuo cuore, ma la vita scorre. Il soldato, come si diceva allora, lassù sui monti che tu amavi tanto, quel cucciolo di cane che ti seguiva ovunque, la tua gioventù e anche la spensieratezza, quell'essere monello, quell'indomabile voglia di vivere. Poi un giorno è apparsa lei, bionda, con gli occhi di ghiaccio, ma così amorevoli. Quell'incontro, la bicicletta, il temporale, ma lei era lì che aspettava il suo Andrea, l'amore della sua vita. 2 meravigliosi bimbi allietarono il vostro amore. Giorni felici, altri con qualche nuvola, ma sempre uniti mano nella mano. Arrivano poi 2 splendide nipoti, luce dei vostri occhi, e allora nonni a tempo pieno. La vita scorre con amorevole dedizione. È questo il tempo di rimembrare. Voi mi avete reso partecipe di questi vostri ricordi. Ve ne sono grata, adoro ascoltarvi. Andrea, le tue battute, lo sguardo birichino, non sembrano passati tutti questi anni. E invece sì, sono passati e tanti ne passeranno, sempre uniti mano nella mano nel cammino della vostra vita. Ecco. Parliamo un pochino di papà e di questi 100 anni. Come avrai visto anche tu, gli abbiamo preparato una maglietta con scritto i miei primi 100 anni, perché effettivamente la tempra di famiglia è longeva. Il papà aveva una zia che ne ha fatto 103, la mamma anche lei è arrivata a 99 e quindi la preoccupazione fondamentale di mia moglie è che questa questione qui possa essere tramandata a livello genetico anche al sottoscritto. Bene, l'abbiamo visto in grandissima forma. Molto, molto, soprattutto la cosa più importante è, l'avete visto anche voi, la lucidità che ha, la battuta pronta e non disdegna neanche ancora qualche attenzione a qualche bella ragazza che passa, si vede che evidentemente effettivamente questi sono i suoi primi 100 anni e poi vedremo, il Signore farà il resto. Insomma, comunque oggi siamo qua a festeggiare, siamo tutti contenti, grazie anche a voi che avete partecipato. Sergio, è simpaticissimo papà. Sì, molto simpatico, ancora lucido, mi sembra che la festa sia andata bene, ha mangiato tutto, ha mangiato sicuramente più di me e quindi direi che insomma, una bella festa di compleanno sicuramente. Ma quando eri giovanissimo, cosa ti ricordi? Papà era severo, era sempre quest'aria simpatica oppure insomma, era anche serio? No, era serio, simpatico, devo dire la verità che non è mai venuto a vedere una partita di basket, ecco, quello non era molto appassionato, invece mia madre veniva spesso a vedere che quando giocavamo, soprattutto anche con Ario, veniva volentieri, invece lui era più per la campagna, era che più che altro per le palestre ci girava poco volentieri. Ecco. Rimproverava? Ma sì, nel giusto, come un padre correttamente deve rimproverare un figlio, ecco, quindi direi nella normalità. Ecco, per voi anche il festeggiare i 62 anni di matrimonio dei genitori che cosa significa? Una cosa bella, importante? Beh, sicuramente è un ottimo traguardo anche quello. 62 anni di vita insieme vuol dire che sono volati, perché ancora adesso insomma, si cercano uno con l'altro e quindi direi che insomma, il sogno continua sicuramente piacevolmente. Ecco. Piero? 62 anni di matrimonio significano che io ne ho 61 e questo è l'aspetto che mi piace di meno di questa faccenda. Per il resto è tutto bello, è tutto armonioso, insomma papà e mamma hanno sempre viaggiato in questo percorso tranquillamente portando serenità evidentemente a tutta la famiglia. Arrivare a 100 anni ha più importanza il medico o il paziente? No, è bravo lui, non disturba nemmeno tanto, sta abbastanza bene nel complesso. Io
faccio pochi interventi, qualche cosa di correzione, ma sono bravi. E vuol sempre cambiare la moglie, eh? L'unica cosa che dice è che vuol cambiare la moglie perché dice che non ce la fa più, però poi la moglie è brava. C'è qualche segreto o qualche medicina? No, si controlla lui, mangia giusto, insomma è tutto morigerato, è abbastanza corretto da fare. No, adesso ho fatto la battuta sulla moglie, ma la moglie è brava, lo tiene in considerazione, insomma 50-50. Ecco. Si è sempre seguito anche così nel fare le analisi, eccetera. Sì, no, fa le analisi al momento giusto, le cose giuste, c'ha gli specialisti, c'ha il medico generico, però si controlla, è preciso. Allora, controllarsi è una cosa che fa bene, no? Sì, controllarsi, sì, fa gli esami annuali, fa le visite cardiologiche, le cose, poi si riassetta qualcosa, però insomma è bravo.